la fasciurò. Abbiamo una curva di così la sud esploderà. Il lungo bacio che farà. Una bella serata, coronamento di un bel percorso, cominciato con la presentazione della prima squadra. Questa volta i protagonisti siete voi, il Fondo Chiararama e i tifosi che vi hanno aiutato attivamente per la riuscita della serata. Sicuramente, anzi devo dire anche un protagonista eccezionale, l'Academy dell'Entella, perché grazie ad Agostino, a tutto il suo staff, alle mamme della Leva 2012 che hanno fornito i dolci, c'è stata una convergenza di volontà, di solidarietà, di voglia di aiutare che è stata bellissima. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, le aziende che ci hanno sostenuto, i tifosi che sono venuti e vorrei dire questo, la vita alla fine è fatta di momenti e questo è stato un momento positivo, bello, di condivisione, di solidarietà fra squadra, società, dirigenti, tifosi, amici dell'Entella, amici del Gaslini e persone di buona volontà. Godiamocelo perché è stata una bella cosa. Ancora una volta questo binomio Entella nel cuore, Fondo Chiararama insieme e si chiude questo ciclo cominciato il giorno della presentazione della prima squadra con una serata assieme ai tifosi. Meravigliosa perché hanno aderito in molti con grande entusiasmo e piacere. Speriamo di poter continuare perché va tutto a fondo per i nostri bambini del Gaslini. Che legame c'è tra il Fondo Chiararama e l'Entella nel cuore? È un legame nato per caso con la dottoressa Croce e collaboriamo benissimo assieme perché sia lei che noi abbiamo a cuore il Gaslini, ma a cuore tutti i ragazzi.